la seconda giornata di questa Final 8, oggi in campo le Big 8 della serie C1 del Veneto, 4 sfide intense, ricche di emozioni che sapranno regalare sicuramente suspense e speriamo tanti gol. Udino, ben ritrovato Udino Baggio qui al mio fianco per Serie A2, c'è già praticamente mezzo Conegliano lì pronto a spiare le possibili Bergione, squadra di casa, vediamo oggi se saprà fare la differenza il numero 2. Ecco proprio lui porta a pallone, si accentra, va a scaricare in parecchie partite, in 5 partite alla vittoria il Futsal Godego. Il tiro intanto. Però si era preso lo spazio. Adesso rivediamo appunto. Alessio, pressione pivot, inventa per Filippin che va sul fondo e c'è probabilmente la deviazione del vantaggio che salva. Attenzione, siamo già dall'altra parte con un contropiede fantastico con la traversapiede. Manda avanti il numero 9 rossonero in zona d'attacco che riceve il suo primo pallone, si gira, lo scarica e trova Hamza per Filippin che lascia scorrere per Serban che va a calciare anche nel replay. Sì, lo stoppa, poi aveva anche di fronte a sé Portaluri che gli copriva abbastanza lo specchio della porta. Attenzione, ottima giocata, il gol del vantaggio di Capitan Giata che tocca un pallone e come Remida lo trasforma subito in oro. Avanti il Futsal Godego, minuto 6 e 32, i rossoneri sono avanti con la spinta del capitano. Grande azione del Futsal Godego, lo rivediamo qui. Scambio fermato da Razza che è appena entrato in campo, si fa subito vedere in avanti. Hamza, è meglio evitare di bere, attenzione però alla punizione con Giata, il tiro sulla pancia ma il pallone resta di Salifu viene fermato e ancora il numero 10 assieme a Wali assente oggi. Attenzione al gol, il raddoppio di Ribeiro, un rasoterra sugli sviluppi di un pallone laterale, si arrabbia il tecnico Roberto Cosin, c'è a terra Andrea Panicco. Andiamo a vedere allora nel replay, il direttore di gara richiama, attenzione, richiama l'arbitro, vediamo tanto nel replay. Qui c'è dietro. No, mi sembra che non ci sia stato nulla, no, viene annullato forse, è annullato il gol. Tecnico di Vicentino, rossonero di cuore. Attenzione alla giocata, fa tutto bene. Abbiamo visto un Futsal Godego meritatamente in vantaggio. Sicuramente più in palla, ma attenzione ad Arraz che si accentra, scarica e trova i riflessi per di Etilendi. Alla torna alle fila della squadra di 9. Intanto Serba per Hamza che va a calciare la risposta. Cattiveria appunto come dici tu Stefano. Manca un po' di. Hamza va via intanto sul laterale, pallone resta vivo, sul secondo palo il pareggio di Nicola Filippin, fa tutto Hamza e poi mette la palla che Filippin deve solo accompagnare dentro, un bacio al pallone, 1-1 quando mancano 3 minuti 18, ristabilita la parità. Un pallone laterale per il Cosmos, Hamza per Filippin che si alza il pallone, poi scarica lo schema, non riuscito poi a ripartire con un 3 contro 2, allora la formazione del Godego Deon lascia sfidare dalla parte opposta, il tiro, il gol del nuovo vantaggio rossonero sulla ripartenza dopo il time out del Cosmo, il gol di Marius Baraban, 2-1 a 57 secondi dal riposo. Colori, ma una colori, una in bianco e nero perché contropiede, attenzione per la risposta con Serban al volo, si recupera, non riesce però ad imbeccare Hamza che intanto sarà ingolato dalla parte opposta, Portaluri, out per la formazione di Tosin, Panarotto scodella dietro per Hamza, Hamza la finta, si porta il pallone sul sinistro, il tiro, il pareggio di Hamza Haudak, prima ha inventato l'assist, ora invece ha trovato lo spazio perfetto per infilare Tilendi, 2-2, 1-32 del secondo tempo, torna la parità per la Belmonte Arena. Si tiene sempre in vita Hamza Haudak, lo rivediamo, e Tilendi di conseguenza se lo ritrova lì. Il tiro intanto, Mazzesco, è passato proprio in mezzo tra Portaluri, attenzione, Zabbi che salvata, vede Hamza che arriva, gli serve il pallone, Hamza in fondo a Filippin si accentra il tiro e la risposta Cosmo con Hamza, si va a vedere Panarotto, Hamza la giocata proprio a scaricare su Panarotto fa scivolare l'avversario, poi il tiro e la risposta intanto mancava da un po' dal campo, vediamo se ha rifiatato al punto giusto Balaban, intanto il tiro, c'è il fallo che doveva forse starci, Tosetto apre la parte opposta per Sagne, Serma si va a vedere Sagne, si accentra, scarica il tiro.
Filippin sulla corsia laterale, guarda Portaluri, lo punta, va sul fondo Filippin, in mezzo per il vantaggio del numero 3, Faisal Sagné. Questa volta Filippin ha fatto come Hamza Audak nel primo tempo, si è preso la corsia laterale, ha messo un pallone dentro, con scritto spingimi tutto dentro, quasi fosse rotto. Si ferma Portaluri, lancio lungo per Hamza Audak, il pallone resta lì, la tocco di Hamza, palla che pallone, ma Azabi e il compagno, il portiere, non si sono intesi. Azabi tanto penetra dentro, pallone resta ancora dentro per Filippin, fermato da Azabi, il contropiede che non riesce ma ancora fuzza il Dodolo, dopo la Mufadal per Deon, la paratona! E quindi sia Portaluri sia Devinar, proprio Portaluri che va a calciare, non esce Panico, palla lunga per Giata che va via sul secondo palo e non viene servito il numero 3 Mufadal, sarà il fallo, viene fischiato a Serban che rischia e arriva in questo momento il secondo giallo. Dare il gol, nonostante la superiorità numerica, si sta chiudendo Dentro bene. il tiro, la risposta, Panico, palla per Mufadal dietro per Balaban, ancora Mufadal, si gira, Fondi alla fine, avanti Cosmo 3-2 ma sotto di un uomo, attenzione Giata, palla, ascolta le nostre voci in fischio, la rincorsa di Hamza, la parata di Ceula, poi Al termine dell'incontro Balaban, Azabi, dietro per Balaban che scarica il tiro, partita, anzi no, un rilancio lungo, suona la sirena e manda in semifinale la formazione della Cosmos Nova e direi che siamo sicurissimi, Hamza MVP di questa partita.